Il calcio è fantastico finché... Per fortuna c'è Rebellato Medical Group. Gabriel Miraglia, portiere dello Sporting Altamarca. Dunque, partita veramente incredibile, aperta fino all'ultima frazione di secondo, si può dire. Sì, certo, già lo sapevamo prima, questo è un campo molto difficile, contro una squadra molto agguerrita che è la Fenice. Nonostante la differenza in classifica, oggi hanno giocato più che alla pari, forse qualcosina meglio di noi. Però vabbè, questo fa parte dello sport, siamo riusciti a pareggiare proprio all'ultimo secondo e va bene così, dai. Ecco, il fatto di, anche se nel calcio a 5 sei meglio di me, che può non voler dire, ma il fatto di essere passati in svantaggio all'inizio, nella prima frazione di gioco, quanto ha contato? Ha contato tanto perché la loro proposta era proprio difendere sotto, erano molto bassi, molto intensi e questo sicuramente ha condizionato la partita. Loro sono stati bravi a fare una buona partita dentro quello che era la loro proposta e noi abbiamo avuto tanta difficoltà. Per fortuna alla fine il pareggio a noi oggi va bene. Ecco, per tutto quello che è successo in campo, per come si era messa la situazione di gioco, secondo te il pareggio è il risultato giusto? Guarda, in questo sport è difficile parlare di risultato giusto, noi non abbiamo mai mollato, loro hanno giocato bene e alla fine si è stati premiati perché fino alla fine ci abbiamo provato e diciamo che può essere il risultato giusto, sì. Infatti le azioni da gol che avete creato sono state veramente tantissime. Infatti il loro portiere ha fatto una buona partita. Hanno difeso molto bene, loro si sono presentati poche volte da me e ripeto, era la loro proposta, quindi bravi loro a sviluppare il loro gioco e altrettanto bravi noi a crederci fino alla fine. Tutto in un'atmosfera che lo si preannunciava già veramente caldissima. Contro Sport di Altamarca Fenice ormai è un derby, lo sappiamo tutti, è una partita tesa e si è visto poi in campo le due squadre molto molto intense, la tribuna ancora più di noi, è bello, c'era una bella atmosfera, magari tutte le partite fossero così. Avevate al vostro seguito anche una buona rappresentanza di vostri tifosi. Certo, per fortuna i nostri tifosi ci seguono sempre che possibile, per noi è un supporto, un sostegno importante e siamo contenti poi alla fine di aver fatto una bella partita, sono sicuro che si sono divertiti tutti. Ecco, sentendo coach Pagana in settimana mi aveva detto che voi puntate ad un campionato di vertice e che siete anche una squadra comunque molto giovane in crescita, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, noi puntiamo sempre in alto. Anche se abbiamo una squadra con la media di età molto bassa e noi puntiamo in alto perché è giusto così, è quella la nostra filosofia, è quella la mentalità che cerchiamo di insegnare anche ai nostri giovani e poi alla fine tireremo le somme. Massoterapia, il potere delle mani. Un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.